Offettina tutta bianca e legno, tutta in fettuccia acrilica con tutti i tanti insertini in legno, sia per i piedini sia tutti questi piccoli ovetti, anche tutti sul manico, entrambi i manici, tutti questi ovetti sul davanti e sul dietro, tutti in legno. Anche qui nel ciondolo c'è un ovetto angioletto, borsetta che all'interno c'ha il fondo foderato e ha questo piccolo ciondolo che, così appeso nella borsa, è un ciondolo solo dal punto di vista estetico, ma può comunque contenere o le chiavi o gli auricolari. Io l'ho ideata proprio per questa destinazione, per conservare gli auricolari. Basta sganciare la bretella ed è utilizzabile al collo, è utilizzabile da mettere al collo, quindi anche da portamascherina, mettendolo al collo così, portamascherina. Molto simpatico, comodo, grazioso, allegro, una cosa molto particolare. O addirittura, conservando questa bretellina all'interno, dico, lo si può tenere anche così in mano, qualche cosa di molto originale e simpatico. Oltre questo ciondolo porta auricolari o porta mascherina, ho fatto anche il porta telefonino. Ecco qua. Sempre con il suo manichetto con gli ovetti di legno, come la borsa. La bretella per metterlo eventualmente a tracolla o poterlo utilizzare anche come borsetta. Non porta telefonino, ma si può utilizzare anche come borsetta porta documenti, quindi per altra destinazione. Io la mia idea era stata un portatelefonino, quindi da mettere a tracolla o con il manichetto in legno da utilizzare come borsetta da polso. Quindi sono tante le modalità per come si può indossare, da polso, a tracolla o in spalla. E infine, oltre il portatelefonino, c'è anche la sua cintura. Guardate che graziosa e che originale, tutta decorata con stesso filato, sia quello il cotone marrone che il filato acrilico della borsa, e tutti gli ovetti e le sferette in legno, la sua fibbietta. Insomma, una borsa ricca di accessori da indossare tutti insieme se si ha un abbigliamento unica tinta e quindi che si può spezzare con il bianco, o da utilizzare in varie situazioni, in varie occasioni si possono utilizzare a prescindere dalla borsa. Ci sono utilizzi diversi, destinazioni diverse, tutte utili, tutte simpatiche, originali e quindi accattivanti, almeno secondo il mio parere. Care amiche, per questa stagione estiva io concludo e vi saluto. Ci rivediamo al primo video con la prima creazione invernale. Grazie sempre a tutte per l'apprezzamento.